Boa noite a tutti. Buonasera a tutti. É importante que estar com esse rezo e rezar de verdade o propósito di cada uno di vocês. Importante chi sta facendo questa preghiera che sia una richiesta di verità con noi stessi, Porque a gente não está fazendo brincadeira com esse rezo, né? perché non stiamo facendo un gioco con queste preghiere, con questa preghiera. Que tudo que a gente coloca um rezo, um propósito, é de verdade. Perché tutto quello che collochiamo attraverso il tabacco nella pipa, preghiera o il proposito, l'intento, deve essere qualcosa di autentico, di vero, di sincero. E um rezo que a gente faz e acontece mesmo. E quindi una preghiera che si fa e accade, che si realizzi questo intento, questo proposito, questa preghiera. Porque no momento que você coloca o teu rezo com tabaco ou com algo que possa fazer bem, é uma ponta di flecha che sta acertando o alvo. Nel momento in cui tu fai questa preghiera, questo intento, questa richiesta al divino, è come se fosse una freccia che va direttamente verso il centro del bersaglio, la punti proprio lì. Pois que não dá para brincar com rezo. Per questo che non c'è da giocare con le preghiere, con queste richieste attraverso la forma della preghiera. E no povo guarani usa muito tabaco, é a primeira medicina que a gente usa, é o tabaco. Perché la prima medicina che il popolo guarani utilizza è il tabacco. Porque esse tabaco, você puxa ela e solta, é como se fosse limpar todas as nuvens da frente. Perché il tabacco, quando tu lo utilizzi in questo modo, è come se saltasse proprio direttamente in là, no? Dove lo hai diretto, in poche parole. Cada Guarani que vai para a floresta da casa, antes de ir, ele sempre fuma o petanguá, a pipa, para poder caminhar bem e não acontecer nada. Ogni Guarani, quando esce di casa per andare nella foresta, inoltrarsi nella foresta, prima di farlo fuma sempre il petinguà per poter far sì che non accada niente quando si viaggia, quando sono in viaggio, insomma, nella foresta o in qualunque altro luogo. Por isso que os anciões, quando os mais velhos da aldeia, no momento que vai procurar uma caça ou fazer uma armadilha, sempre tem um rezo, um propósito para aquele tal de animal. È per questo che i più anziani, quando devono andare a cacciare o a fare, insomma, a procurare qualsiasi altra cosa, sempre fumano la pipa con l'intento di non
procurare nessun problema nemmeno agli animali che cacceranno, oltre che a loro stessi. Porque todos na vida da gente, cada momento da vida da gente tem sempre un proposito di fazer. Perché in qualsiasi momento della vita di ogni persona c'è sempre un intento, un qualcosa che abbiamo, come dire, in mente di dover fare, un proposito di fare, di realizzare. Até mesmo fazer um trabalho, alguma coisa, é um ritual também que você está fazendo. Anche quando si fa un lavoro è comunque un rituale quello che si fa, quello che facciamo, al di là del rituale di una cerimonia. Porque na visão guarani, na visão indígena, todas as coisas que você está fazendo a parte dessa coisa que você está fazendo. É uma bola gigante, dentro dela você está circulando no mesmo lugar para poder estar se envolvendo com a planta, com os animais. Perché per il popolo Guarani e per tutti gli indigeni tutto quello che noi ci proponiamo di fare e iniziamo a fare fa parte del tutto, è come se fossimo all'interno di una bolla gigante dove si fa parte del tutto e non c'è comunque una separazione tra quello che noi siamo, quello che stiamo facendo, quello che andremo a fare. Que a gente faz parte dessa natureza. Facciamo parte, tutti parte di questa natura. Porque na visão do Guarani, dentro de um cosmo que a gente está nesse planeta, nesse universo. Nella visione Guarani siamo dentro in un cosmo che include tutto, include noi, include il pianeta Terra, include tutto il cosmo. Então, cada coisa que você faz ou até mesmo utiliza da natureza, você está usando por necessário. Quindi tutto quello che noi usiamo della natura lo facciamo perché ci è necessario farlo. É como se fosse ajudando o outro. È come se fosse un interscambio, l'uno aiuta l'altro, quindi la natura ci aiuta e noi aiutiamo la natura. Às vezes nós, seres vivos, nós seres humanos, que a gente sai fora desse ritual. A volte noi esseri viventi, esseri umani, è come se uscissimo fuori, fossimo di fuori di questo rituale. Pode acender o tabaquinho. Potete accendere il vostro tabacco. Na história Guarani, o tabaco e o cachimbo, o petenguá. Nella storia Guarani il tabacco, il cachimbo, la pipa, il petinguà É um
das primeiras palavras que existiam há muitos anos. È una delle prime parole che sono esistite da anni e anni e anni. E até mesmo na história é contado pelo Guarani que o grande espírito, para fazer todas as coisas, é fumando o petanguá. E nella storia Guarani si racconta che lo stesso grande spirito per creare la terra lo fece fumando il petinguá. Porque essa fumaça, ela si trasforma, cria. Perché questo fumo, lo stesso fumo si trasforma e crea. E no momento que foi fazendo esse universo, o grande espírito foi fumaceando e começando a falar e por que, para que está transformando isso. E il grande spirito, mentre stava fumando e stava creando, realizzando questo universo, in tutto questo fumo gli stava comprendendo tutta la predisposizione e il perché della creazione di questo universo. Non devono avere il filtro perché il filtro. Già, vero. Scusate, una piccola precisazione. Le sigarette che avete fatto, chi ha messo il filtro deve toglierlo. Non devono avere il filtro le sigarette e il tabacco non deve essere ispirato il fumo, trattenuto solo dentro la bocca e poi lasciato fuoriuscire. Non va tenuta così, non va tenuta così. E non va tenuta come se steste fumando una sigaretta qualsiasi, va tenuta con le dita così, pollice e indice in questo modo. Quando finiscono le sigarette non vengono buttate qui, magari in questo qua bianco o se no vanno buttarla diretta nel fuoco. Quando poi finite la vostra sigaretta non vanno spente e buttate nel cestino, ma messe magari in quella ciotolina lì oppure direttamente dentro il fuoco. Isso é um rezo que a gente está fazendo que possa realizar esse nosso rezo. Questo è una richiesta, una preghiera, quella che stiamo facendo affinché possa essere realizzato tutto quello che noi abbiamo chiesto in preghiera e con l'intento e il proposito al nostro tabacco. Os antigos guaranis, quando vai utilizar o tabaco com petanguá, ela sempre explica para os adolescentes que não fumar por fumar. Gli anziani da sempre, nella tradizione guarani, e non solo gli anziani, comunque i più vecchi, spiegano sempre agli adolescenti di non fumare tanto per fumare. Esse é um pequeno
ensinamento que eu sempre trago para as pessoas e que às vezes nós, ser humano, a gente usa várias coisas por vício. Questo è un piccolo insegnamento che lui sempre cerca di dare a tutti. Molto spesso le persone usano fumare e tante altre cose per vizio, come un vizio. A gente não está rezando mais. E quindi le persone non stanno in quel modo assolutamente pregando o avendo degli intenti, dei propositi di consapevolezza. Não fique bravo para mim, eu estou falando para mim mesmo. Sta parlando per se stesso. Não fique preocupado, que eu estou falando eu mesmo, para mim mesmo. Non preoccupatevi, sta parlando per se stesso, con se stesso. Porque às vezes eu também uso as coisas por vício. A gente esquece. Perché a volte anche lui dice mi dimentico di usare le cose per vizio. Spesso ci dimentichiamo e lo facciamo, molte cose le facciamo per abitudine, per vizio.